lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Palmerston svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Cari amici di Tutto Udinese, benvenuti a una nuova puntata dell'Agenda, l'appuntamento che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui nostri canali vi aggiorna su ciò che succede quotidianamente nello sport friulano. L'ultimo appuntamento della settimana, sono qui con Davide, ciao. Buongiorno a tutti. Davide, è una settimana che ci porta al weekend e ci porta soprattutto in primis all'Udinese, che in ordine di tempo sarà l'ultima a giocare perché giocherà il lunedì di Pasquetta a mezzogiorno e mezzo, orario che noi soffriamo particolarmente, no? Però è un Udinese che è chiamata a una reazione dopo un mese più che difficile. Sì, diciamo che il connubio partita a mezzogiorno e mezza, Pasquetta era abbastanza evitabile, ma sappiamo che siamo in un'epoca moderna anche sui calendari, infatti ne parleremo dopo. Ci sono dei posticipi che non credo faranno dei piaceri ai tifosi per giornata e orari. E devo dire, ho sempre mal digerito il turno pasquale, cioè preferivo quando non si giocava almeno nei giorni di festa, ma ormai il calcio è cambiato. Detto questo, speriamo che a cambiare sia anche l'Udinese, perché veniamo da 4 sconfitte consecutive, mi verrebbe da dire purtroppo una più brutta dell'altra, abbiamo messo la ciliegina sulla torta contro il Milan con una non prestazione, e quindi è chiaro che se da un lato della bilancia, se uno si divide i piatti della bilancia, c'è il fatto che quest'anno tutto sia salvato con un anticipo clamoroso, perché a febbraio eri sostanzialmente già sicuro che l'anno prossimo avresti giocato in Serie A, ecco, ci sarebbe da chiudere in un modo dignitoso, perché non sono lontani secoli i discorsi che facevamo del tipo questa è una squadra che per potenzialità deve chiudere a 50 punti, questa è una squadra che per potenzialità deve chiudere al 10° posto. Così, in primis non farai 50 punti, in secondo luogo quelle dietro, per quanto siano salve a loro volta, però viaggiano perché il Torino vincendo lo scontro diretto potrebbe superarti definitivamente, il Genoa ti sta recuperando terreno e anche un Como che ha fatto un mercato di gennaio abbastanza clamoroso ti sta recuperando terreno, cioè tu stai scivolando un po' alla volta, non stai consolidando e non sta facendo piacere a nessuno, tant'è che insomma se ne è parlato in questi giorni. C'è stato anche un po' il dubbio se mandare in ritiro la squadra o meno per preparare la gara con il Torino, perché comunque sarà importante almeno per capire, almeno per vedere un po' di reazione, per cercare di chiudere al meglio questa stagione, e perché comunque vuoi o non vuoi c'è comunque un tecnico che deve dare risposte in queste gare. Mi sembra abbastanza inevitabile che ci siano delle riflessioni in corso su Runjaic, se confermarlo al 100% o meno l'anno prossimo. Lui il biennale ce l'ha, il suo compito l'ha fatto, però è chiaro che se non fai punti per 10 partite, qualche riflessione la devi fare. Quindi io voglio sperare che a Pasquetta, un po' usando un termine molto religioso, andremo a risorgere. Certo, Runjaic che a questo proposito sarà contento perché in questa settimana si è puntato al rientro di quei 2 giocatori che uno più dell'altro, penso a Toven, ma anche Davis è un giocatore che è tanto mancato all'Udinese, tanto mancato al reparto offensivo e che dopo un calvario durato mesi, ma che di fatto è nelle corde del giocatore, perché è un giocatore che non è mai stato fortunato, no? Dal punto di vista di infortuni, sembra ora che sia pronto a quel ritorno che è atteso da tanti mesi, o almeno a una convocazione, se non si parla di ritorno in campo, almeno in panchina, e poi nelle settimane successive con cautela un ritorno veramente sul terreno di gioco. Sì. Beh, è chiaro che si sono denotati dei problemi in attacco abbastanza evidenti, perché se è segnato il solo Solé, purtroppo mi viene naturale il gioco di parole,
Qualcosa che non va c'è, da lì le perplessità su Udinese in queste gare, non sta riuscendo a creare con delle assenze che comunque sono delle assenze rilevanti, non è che possiamo fare finta di niente, nel momento in cui ti mancano Davis, Thauvin e Sanchez hai buona parte dell'attacco fuori e purtroppo stiamo vedendo che in questo momento un ragazzo su cui si puntava molto come Iker Bravo non sta dando le risposte attese. Quindi è chiaro che sarebbero dei recuperi molto importanti. Poi sono 2 recuperi diversi, nel senso che purtroppo Davis, lo hai tenuto, mi verrebbe da dire, a tuo rischio e pericolo. È un giocatore dallo storico abbastanza chiaro. Lui più o meno in questa stagione ha già fatto i minuti che di solito fa nel corso di un'intera annata sportiva. E anzi, sembrava aver quasi trovato una formula magica Rooney all'inizio, quando ha cominciato ad utilizzarlo con quella continuità, perché appunto il suo storico parla di un ragazzo che ha dai 2 ai 3 infortuni muscolari all'anno, anche abbastanza lunghetti. È mancato molto perché sappiamo che è un giocatore con caratteristiche abbastanza simili a Luka, ma già più pronto di Luka. Abbiamo visto che quando Rooney ce l'ha avuto, addirittura ha messo in panchina Luka per far giocare Davis, quindi il valore del giocatore in sé per sé non è in discussione. Purtroppo ha avuto questi problemi e parliamo di un Davis out da dicembre, quindi sono ormai quasi 4 mesi di infortunio muscolare, che sono tanti. Anche se venisse recuperato per lunedì, io non me l'aspetto in campo, cioè me l'aspetto al Certo. se proprio la partita te lo consente, al massimo 5 minuti per fargli riprendere la pratica, però Rooney ci ha parlato chiaro, non vuole ripetere gli errori del passato, il che vuol dire che evidentemente l'ha usato troppo in quel momento storico, e quindi su Davis secondo me saranno da fare riflessioni in estate. Il discorso è diverso per Thauvin, che è stato sfortunato perché la fascite plantare purtroppo è un problema abbastanza rognoso e speriamo che possa scendere in campo al più presto. Si sta già allenicchiando parzialmente con il gruppo, dovrebbe entrare in gruppo a breve. Col Torino speriamo di avercelo almeno in panchina, perché è chiaro che se da un lato ci lamentiamo di un Udinese che non costruisce, è ovvio che comunque buona parte dei problemi passano dal fatto che non hai un Thauvin a servire Luka. Questo è abbastanza inevitabile. Sarebbe bello trovare, ecco, delle alternative per non essere così Thauvin dipendenti, però lo rivolgiamo tutti in campo, magari uno spezzone già lunedì. Ti pongo questa questione perché sono anche curioso di sapere cosa ne pensi tu al riguardo. Rooney ha avuto un po' la sfortuna di non avere a disposizione assieme nello stesso periodo, quindi pensiamo a Sanchez, Davis e Thauvin, i 3 giocatori che sono anche coloro che innescano la pericolosità offensiva, perché non è mancato Luka, che è il goleador della squadra, quello che di fatto l'ha buttata dentro più volte, ma è un giocatore che ha bisogno di qualcuno che gli giri attorno, no? Alle spalle, per essere innescato. Penso allo stesso Iker Bravo, ha dimostrato di non essere ancora in grado, pronto a reggere i ritmi e soprattutto la qualità della Serie A per fare quel gioco che in questo momento sarebbe servito all'Udinese, quindi non quello da buttarla dentro, perché davanti là c'è Lucca, il suo mestiere è quello e lui lo fa piuttosto bene. A Iker Bravo veniva richiesto un po' di pericolosità offensiva, appunto per innescare la prima punta, cosa che Davis può fare, che ha dimostrato di saper fare, perché è un giocatore che sa giocare bene spalla alla porta, quindi totalmente diverso da Luka. Magari statisticamente segna meno, ma innesca molto di più. Forse appunto la sfortuna di Rooney c'è che siano mancati proprio quei 3 che per caratteristiche sono più assist man che goleador. Sì, no, è un ragionamento che ci sta. Chiaramente nei piani ideali, per esempio Sanchez doveva essere l'alter ego di Thauvin, quindi nel momento in cui Thauvin non è più abile e arruolabile, Sanchez doveva trovare spazio da titolare, da potenziale, anche stella, perché sappiamo che la tecnica per essere la stella della squadra ce l'avrebbe anche. Se c'è un problema è l'età e l'anagrafica, che parlano abbastanza chiaro purtroppo nei suoi riguardi. Ti sono mancati entrambi contemporaneamente. Sanchez purtroppo vedremo, è una stagione che per lui è abbastanza maledetta, perché poi quando hai quel tipo di infortunio in estate è chiaro che poi hai problemi per tutto l'anno, perché non hai fatto la preparazione, se ti fai male per tutto il girone d'andata, e quindi inevitabilmente poi te lo trascini, e l'affaticamento muscolare è un pericolo che può esserci, e diciamo che, ecco, più che altro Thauvin a parte, forse sai è stato un po' un "lusso" tra virgolette concedersi in rosa contemporaneamente sia Davis che Sanchez. Perché Davis sai che quanto è propenso agli infortuni, e Sanchez purtroppo sapevi che poteva succedergli qualcosa, e Iker Bravo non ti sta dando le risposte adeguate, quindi lì ti è mancato anche paradossalmente un vice di Luka vero, perché
comunque Davis doveva farti anche l'alternativa come numero 9 a Luka, quindi Cosa che di fatto non è. no, di fatto non è, però sai, sei tornato, cioè dovevi avere molta più abbondanza, però sei tornato come l'anno scorso che alla fine il tuo unico punto di riferimento è di nuovo Luka. Sempre Quindi lui, da qualche certo. parte qualcosa non ha funzionato. Poi sfortuna sicuramente, e scelte anche del mister, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che c'è anche un Brenner che è stato messo in disparte molto rapidamente, e tra lui e tra Brenner e Iker Bravo è un investimento di una ventina di milioni da parte dell'Udinese, quindi non è che sta mettendo in disparte pochi soldi. È che per l'Udinese non son pochi, insomma, 2 Esatto, investimenti del esattamente, genere, per la esattamente. filosofia, no, di pensiero del club. Quindi vedremo, perché in estate credo che al di là del fatto che magari in difesa partiranno degli elementi importanti, penso che in attacco qualche riflessione andrà fatta. Sì, perché come hai detto bene tu, è stato un lusso quello di concedersi 2 giocatori che, se in forma, sono determinanti, l'hanno dimostrato. Sanchez nella sua storia e carriera lunghissima, Davis anche nel periodo breve in cui ha fatto molto bene quest'anno e nel finale di stagione passato a Udine, con la fortuna che Luka non si sia mai fatto male, Sì. mi vien da dire. Sì. Perché nell'arco di una stagione è anche normale che un giocatore che gioca così tanto possa avere dei problemi. La nostra fortuna forse è stata proprio anche quella, il fatto che Luka sia stato bene, e facciamo gli scongiuri al riguardo, Sì. fino alla fine della stagione possa stare Sì, bene, sì, perché assolutamente. l'unico vero riferimento offensivo è stato quello che non è mai mancato. Come dici tu, ci saranno da fare delle valutazioni a riguardo anche in ottica prossima stagione, perché immagino che nei piani dei giocatori, penso a Sanchez e a Davis, la voglia di restare a Udine ci sia, bisogna capire cosa l'Udinese vorrà fare a riguardo per sopperire a questo problema gol che da qualche settimana a questa parte si sta facendo più serio del previsto, Sì. perché l'Udinese sta mancando statisticamente là davanti, no? Assolutamente, ed è per quello che inevitabilmente si è andati a parlare tanto dell'attacco, perché vuoi o non vuoi comunque poi sai il calo in difesa me lo spiego già di più con una motivazione di stampo caratteriale, cioè purtroppo sai quando hai un calo dal punto di vista mentale, cali l'attenzione su certi dettagli e in difesa magari subisci un po' di più. In attacco io, al di là di tutti i problemi dal punto di vista caratteriale, ho visto proprio delle problematiche dal punto di vista, dei concetti, no, Lucca è attualmente il tuo unico punto di riferimento contro la Lazio, e siamo ancora fermi però sostanzialmente per un sussulto dell'attacco all'assist per Thauvin contro la Lazio, perché poi per il resto il tuo secondo giocatore per pericolosità è Solé, che è un difensore. E questa è un'anomalia, che per carità è una bella anomalia, perché avere un difensore con quella propensione all'attacco, con quella propensione al dribbling è sicuramente qualcosa di estremamente positivo. Cioè Solé è un giocatore di spessore assoluto, però non può essere un difensore il tuo punto di riferimento là davanti. Qualcosa evidentemente lì in attacco nei meccanismi non funziona, e non funziona nel momento anche soprattutto in cui Runeic varia così tanto la spalla di Lucca, Attai, Kellenkamp, Iker Bravo, Brenner, abbiamo visti tanti. L'unico che ha funzionato ad oggi è Thauvin. Diciamo che, ecco, volendo fare una riflessione un po' filosofica, forse c'è anche un po' un problema del fatto che Lucca non è facile giocarci intorno. Perché a parte Davis e Thauvin, tutti gli altri ragazzi hanno fatto un po' di fatica, e nel momento in cui ti mancano sia Davis che Thauvin tu non segni più. Quindi è evidente che non è neanche probabilmente semplice riuscire a giocarci vicino. I numeri che stiamo vedendo in grafica te lo confermano. Esatto, andiamo un attimo a commentare questi numeri. Lucca che non segna da quel rigore tanto che ha fatto tanto discutere a Lecce, Thauvin che non segna dall'assist di Lucca, assist un po' fortuito perché in rovesciata all'Olimpico, però comunque non troppo voluto, a però referto va come quello assist. Però insomma Thauvin non segna da lì, Iker Bravo non segna dalla 23esima giornata contro il Venezia e Davis addirittura dalla 13esima. Sì, una delle ultime partite di Davis, quindi Quella insomma poi lui causa è tra gli infortunio ultimi. contro l'Empoli, e i dati sono preoccupanti perché si parla di 2 gol nelle ultime 5, quindi la discesa, il clamoroso gol di Solé e appunto il gol di Thauvin all'Olimpico, 1 punto nelle ultime 5 giornate, decisamente poco, e 4 sconfitte, insomma è a tutti gli effetti un'emergenza che andrà risolta in quello che abbiamo definito nelle ultime settimane l'unico vero scontro diretto che l'Udinese affronterà da qui alla fine, perché se l'obiettivo rimasto appunto è il 10° posto, e comunque
in prospettiva non era un obiettivo facile, ed è ancora totalmente giocabile. 10° posto, che coinciderà più o meno con quota, ormai possiamo dire 47, 48 punti. Insomma, l'obiettivo dell'Udinese annunciato da Raonic sarebbe 50, ma mai forse come la sfida che ci Sì. attende è importante per il futuro dell'Udinese da qui alla fine. Sì, per fare una quota difficile, perché sai, dipenderà molto da... Bisogna vedere a lunedì chi vince tra Udinese e Torino, che chi vince, se non pareggiano ovviamente, chi vince salirà a quota 43, e poi hai 5 gare dove l'andamento dirà tanto sulla quota, perché magari serviranno anche 50 punti per arrivare ai decimi, perché comunque, per dire, il Torino, perché se noi ci lamentiamo del fatto che non abbiamo molto bene le ultime partite, il Torino è tutto l'anno che non è il suo centravanti, per fare un esempio, eppure comunque è ai nostri pari punti, quindi evidentemente è un Torino che è sicuramente un avversario temibile, non molla mai, perché il suo allenatore proprio cerca di dare fin da subito quella mentalità alla sua squadra, e l'Udinese dovrà riuscire a ritrovarsi, e sai, leggo anche, stavo guardando anche il commento. E da un certo punto di vista è vero, sicuramente il buon Lucca è uno di quelli che deve migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, soprattutto in queste partite. Ci ricordiamo il gol che abbiamo preso contro il Milan, il primo, dove si ferma dopo aver preso un pallone. Quindi sicuramente lui è tra quelli che in questi giorni hanno calato un po' l'attenzione. Però è altrettanto vero che gli manca anche un certo tipo di gioco intorno, perché se ci penso, a parte contro il Milan un paio di cross, lui continua ad essere molto ed estremamente isolato, e col Torino in qualche modo bisognerà risolvere questo problema, perché comunque vedremo adesso con che modo giocherà l'Udinese, se effettivamente sarà col 4-4-2 o se andrà col 3-5-2, però il Torino viaggia, quindi non è una partita che puoi andare a sottovalutare, questo sicuramente, e vedremo, magari, non lo so, con Attai e Hellenkamp esterni e un Iker Bravo in mezzo, se non dovesse recuperare Thauvin, magari Luca vedrà qualche più pallone. Mi preoccuperò di Luca quando effettivamente non la butterà dentro, ma perché sbaglia lui i gol, cioè col Genoa l'ha sbagliato, però un errore può Insomma, è uno dei capitare. pochissimi errori così Però è uno dei pochi, clamorosi, sì. esatto. Cosa manca poi alla fine? C'è lo scontro diretto col Torino, ma ci sono altre partite che sono Contro le tutt'altro grandi, che sì, semplici, esatto. perché se andiamo un attimo a vedere quello che attende l'Udinese da qui alla fine, ecco, sono uscite tra l'altro le date per la 34esima, 35esima giornata che commenteremo tra poco. Ci sono partite tutt'altro che semplici, con squadre che, Monza a parte, si giocano una buona fetta di stagione nel finale, perché il Bologna, la Juve e la Fiorentina per ambizioni europee. Sì. Il Cagliari è una squadra che io l'ho vista giocare contro l'Inter a San Siro, è tutt'altro che con i remi in barca, perché sta lottando con le unghie e con i denti, ma l'ha sempre fatto nel finale di stagione per la salvezza, con un allenatore come Nicola che penso non voglia proprio mollare, non ne vuole sapere, quindi un Cagliari più che pericoloso, che in questo momento spaventa, e appunto questo scontro diretto col Torino, quindi un calendario che non ci sorride nel momento forse più buio di questa stagione. Ma abbiamo un calendario, diciamo, che ci propone un po' di tutto, come hai giustamente ricordato. Tutte queste squadre, Monza a parte, per qualcosa lottano. E col Torino hai la possibilità di tornare dove dovresti essere, quindi quel 10° posto che è un po' l'obiettivo, anche se solo a livello di onorificenza, perché poi a livello pratico non ti dà niente, però tornare nella metà sinistra della classifica dopo quasi una decade sarebbe qualcosa di Poi significa importante. soprattutto il fatto che se una volta erano le grandi 7, adesso sono diventate 9, no? Perché si è inserito anche il Bologna. Sì. Cioè saresti la prima di quelle che non Esatto, che giocano non per nulla, lottano per la qualificazione europea, e che magari dalla prossima stagione io, l'obiettivo... ecco, credo e spero in una prestazione di un altro tipo, per esempio contro il Bologna, perché se contro il Bologna giochiamo con la stessa mentalità che abbiamo visto contro il Milan, ne prendiamo altri 4, certo, per come sta il Bologna. Cagliari è avversario insidioso, però è anche cioè non è da escludere che quando lo affronteremo non avrà nulla da chiedere al campionato, quindi sì, Cagliari e Monza sono quelle due gare dove, non lo so, sono quelle classiche gare di fine stagione dove la testa farà tanto sulla bellezza di quello che vedremo in campo. Poi Juve e Fiorentina, chissà, bisognerà vedere a che punto saranno nel campionato
in quelle giornate di classifica, però vedendola hai almeno 3 partite in cui puoi giocartela abbondantemente per arrivare decimo, poi è ovvio che dipenderà quasi cioè se perdi col Torino Sì, le hai ambizioni un po' si hai piazzano, no? quinta sconfitta di fila e hai chiuso più o meno baracca sulla stagione e inizierebbe a diventare un po' pesante la situazione, e lì mi sa che un eventuale ritiro non verrebbe evitato da parte dei giocatori. Quindi prima di tutto la più importante è la prossima, sicuramente. E poi vedremo, le eventuali risposte positive dovranno essere portate avanti, perché ripeto, se col Bologna ripetiamo la prestazione vista col Milan, non finisce assolutamente bene, perché il Bologna ha ancora tanto da giocarsi come. Oggi sono appunto usciti gli orari della 34esima, Mm-mm. 35esima giornata, non è destino che si giochi di domenica, No. no? Come ci piacerebbe tanto, così noi che siamo ancora all'antica, nonostante siamo giovani, Sì, o comunque sì. c'eravamo quando si giocava di domenica alle 3, non è destino, perché contro il Bologna si giocherà sì in casa, ma alle 18:30, quindi nel primo dei due posticipi di lunedì, quindi dopo quello striscione ironico che abbiamo visto allo stadio contro il Milan, in cui si diceva ok, scherzavamo, non vogliamo giocare neanche di venerdì, non solo di lunedì, Sì, ecco, sì. che si gioca di nuovo di lunedì, si giocherà invece sabato 3 maggio a Cagliari alle 15, ma insomma ancora una volta aspettiamo ancora, perché vediamo che la domenica non sembra arrivare. Ripongo qualche speranza in Udinese Monza. Quella mi sembra gara che potrebbe magari essere messa di domenica alle 15, perché poi sai, di domenica alle 15 a livello di share sono anche le gare che fanno meno share in assoluto. Sì. Ormai, perché ormai la gente è talmente stata disabituata a giocare di domenica alle 15, che di domenica alle 15 si mettono le partite di solito meno E di interessanti. solito quelle che regalano meno spettacolo, perché vediamo Esatto, domenica quindi scorsa 2-0-0, no? Alle 15 di diciamo che domenica. di queste 6 ho qualche speranza che Udinese Monza sia un orario canonico. Per Juventus Udinese e per Udinese Fiorentina la vedo dura, Già che si torni a un orario giornata consona. Resta da sperare nel sabato, ormai la nostra salvezza è più o meno la giornata del sabato, dove cercare di evitare il ancora lunedì, no? Questo è il nostro obiettivo da qui lunedì alla e fine. venerdì ormai sì, sono giornate gettonate fin troppo, ne stiamo pagando le conseguenze. Arriviamo un po' anche vicino a quella che sarà la partita di lunedì, guardando quelle che potrebbero essere le scelte di mister Runic, però alla vigilia di quella che è la conferenza stampa pre-gara, che di solito, anche Sì. se non sempre, ci dà qualche indicazione in più sulla probabile formazione dell'Udinese. Si torna, la speranza è quella di tornare alla difesa 4, che ha convinto ben di più rispetto alla difesa 3, con quel centrocampo a 4 che abbiamo definito fluido, perché l'unica costante è Karlstrom davanti alla difesa, no? Poi tra interpreti e modulo vero e proprio non abbiamo ancora capito quale, ma ci convince di più questo centrocampo a 4 che a 5 nel classico 3-5-2, con Inker Bravo che potrebbe tornare ad avere un'altra chance, questa volta ancora più importante, per girare alle spalle di Lucca. Sì, diciamo che chiaramente la conferenza del mister ci dirà tanto su chi potrebbe giocare come spalla di Lucca, perché ultimamente, ecco, se c'è un punto dove ci ha fornito qualche magari dettaglio in più, è proprio la spalla di Lucca. Per dire, l'ultima volta sul fatto che Attà potesse essere testato sulla tre quarti, ce l'ho più o meno detto tra le linee proprio in conferenza stampa, quindi chiaramente con un Bravo che lì ad oggi ha deluso e Kerenkamp che lì ad oggi ha deluso, Attà esperimento così, Toven e Davis in dubbio, non si capisce, lasciamo Davis, ma soprattutto Toven in dubbio, bisognerà vedere quanti minuti avrà, se potrà esserci o meno. Sabato sarà fondamentale capire dal mister proprio più o meno come indicazione chi potrebbe essere là. Poi sul modulo abbiamo capito che al mister piace cambiare, un qualcosa su cui mi trovo concorde con lui in parte, perché ok essere imprevedibili, ma forse un Udinese fin troppo imprevedibile anche per se stessa, perché a bravo. volte mi è sembrata una squadra che faceva anche difficoltà a capire quali movimenti doveva fare e quando, purtroppo. L'abbiamo visto anche allo stadio di persona contro il Milan, stavamo osservando un po' la linea difensiva, abbiamo visto che anche loro a volte sembravano un po' in Un po' confusione macchinosi come tra movimenti, 3, 4, 5 5, in sì. fase di non possesso, quindi è un Udinese che da questo punto di vista avrebbe bisogno di un'idea fissa sul quale lavorare e crescere da qui alla fine, ma anche in vista della stagione che verrà. Chi sparisce, secondo noi, si siederà in panchina, turno di riflessione, è un Christensen che nelle ultime settimane è sembrato in confusione. Sì. Francamente Christensen ha oggettivamente avuto un periodo di crescita, cioè comunque ha fatto delle prestazioni importanti nel corso di questa stagione,
E paradossalmente abbiamo visto il miglior Christensen da terzino destro bloccato e non da difensore centrale quale lui dovrebbe essere. Il fatto è che sono stati partite buone, segnali di crescita che sono durati ovviamente troppo poco, perché poi sostanzialmente da quando siamo arrivati ai 40 punti è tornato il Christensen pasticcione che fa un sacco di errori anche molto banali. Contro il Verona ha rischiato il rosso e nelle altre gare poi è sempre stato più o meno in difficoltà, vuoi sulla velocità, vuoi nelle letture. Mi sembra un ragazzo che deve capire che serve mantenere la concentrazione e la mentalità alta fino al 95esimo minuto dell'ultima partita stagionale. Mi sembra fin troppo discontinuo e quindi probabilmente con un turno di riposo per lui, per fargli capire certe cose, potrebbe essere indicato. Poi è chiaro, stiamo parlando, cioè il sostituto lì è un Izibue, francamente non è che faccia fuoco e fiamme, cioè se c'è un problema su questa Udinese nella costruzione, al di là del lusso in attacco, è una catena di destra che soffre tanto, cioè più o meno il grosso dei gol noi lo prendiamo proprio per errori sulla catena di destra. Però ecco, con una TAA magari in aiuto, in copertura, potresti cercare di compensare un po' il problema. Ecco, TAA comunque quando ha giocato lì in coppia con qualcuno, di solito con tutte le corse all'indietro che riesce a fare perché ha tanta gamba, un minimo ecco, ha aiutato a coprire i difetti che abbiamo su quella catena. Sì, un Eziguo che ha convinto più a 4 che a 5 sicuramente, dove per caratteristiche il quinto di centrocampo è chiamato a un lavoro anche più offensivo, no? È chiamato a scendere sul fondo e mettere qualche cross in mezzo per le punte, che Eziguo abbiamo visto non è una caratteristica che predilige. Chi manca in questa probabile formazione, ma perché abbiamo visto insomma che anche nonostante lo spazio promesso da Runjaic non ne sta trovando molto, perché contro il Milan è entrato nell'ultimo quarto d'ora con il risultato già sullo 4-0, quindi un Udinese più che in difficoltà e di fatto anche poco motivata in quel momento, perché al 75esimo la partita aveva già preso i binari dei rossoneri. È un Simone Pafundi che da qui alla fine forse sarebbe l'osservato speciale, no? Per capire quanto questo giocatore possa essere utile alla causa, ma che se non trova il minutaggio necessario per farlo, faticherà a mettersi in mostra e a far vedere effettivamente quali sono le sue qualità. Sì, Pafundi per ora diciamo che ecco, tutte le volte che è subentrato è piaciuto, cioè ha convinto, ha regalato buoni spunti, buone giocate e sembra oggettivamente un ragazzo più maturo rispetto a quando è partito verso la volta della Svizzera per giocare con il Losanna e forse sai un'esperienza comunque abbastanza negativa, poi alla fine se andiamo a guardare bene i numeri e come ha vissuto quell'annata, ecco forse lo ha formato e l'ha temperato un po', che comunque era uno degli obiettivi dell'Udinese, era un ragazzo che più che avere carenze lato tecnico, che non ne ha perché è un giocatore dai mezzi importanti, ha delle carenze magari un po' di struttura fisica e un po' caratteriali vista la giovane età, deve un po' temprarsi e sembra essere tornato con una testa diversa rispetto a quando era partito. Poi sai, dal primo minuto me la giocherei magari come arma a sorpresa, un po' tanto a sorpresa, perché Runjaic mi pare di capire, tra l'altro lo vede come centrocampista offensivo più che come attaccante, no, e forse per fisiche caratteristiche quello un po' è, quindi dovrebbe essere inserito con comunque qualcun altro in zona a supporto poi di Luca. È chiaro che però ci aspettiamo che da qui alla fine abbia, se non può proprio partire titolare per questioni di schieramento, almeno degli spezzoni un po' più grandi, perché sinceramente in certe partite, per dire contro il Genoa, secondo me avrebbe potuto giocare anche qualche minuto in più, una mezz'ora prima o poi potrà, invece penso a un tempo intero. Penso a una gara come il Monza, sinceramente non so a che punto saremo della classifica, non so come ci arriveremo, però ad oggi per dire quella gara con il Monza sembra la gara adatta per fargli fare almeno non vuoi giocare dal primo minuto con lui? Almeno tutta la ripresa. Certo. Per fargli per capire anche un po' l'anno prossimo, perché ripeto, con un Brenner che sembra più fuori che dentro, un Iker Bravo che lascia qualche incognita, paradossalmente potrebbe all'improvviso diventare Pafundi un'arma in più da utilizzare l'anno prossimo, che ce l'hai già in casa, quindi sarebbe interessante capire a che punto è, dandogli qualche minuto in più.
Queste ovviamente sono congetture, perché a Certo. risolvere parzialmente questi dubbi sarà appunto la conferenza stampa pre-Torino, pre-partenza per Torino, che mister Kosta Runjaic terrà domani pomeriggio nella sala stampa del Blue Energy Stadium. Se c'è una squadra bianconera in difficoltà, ce n'è un'altra a quasi 100 metri di distanza o poco più, che è in festa, che è l'Apo Udine, che a quasi una settimana da quella storica vittoria con Rimini, che ha permesso alla squadra di Vertemati, di coach Vertemati, di qualificarsi alla 1, sta vivendo ancora il suo periodo di entusiasmo, che è testimoniato ancora una volta da un gesto bellissimo di un tifoso, tanto bello quanto folle, perché un tifoso si è tatuato l'autografo del Capitan Mirza Alibegovic, e questo ti fa capire ancora una volta che aria, che entusiasmo si sta respirando a Udine in questo periodo. È chiaro che è un risultato storico per 1000 motivi, perché comunque il basket di Serie A1 da queste parti mancava da 16 anni, che non son pochi, cioè parliamo quasi di una generazione intera sostanzialmente, che non ha visto Udine in A1, per una realtà che comunque ha vissuto di basket anche a grandi livelli con la Snaidero, quindi chiaramente Udine non in A1 era un'assenza sentita, pesante. Poi sai, Mirza è il capitano, la famiglia Alibegovic ha creato un po' alla fine anche una dinastia da queste parti, quindi chiaramente diciamo che ecco, forse autografarselo sulla pelle, effettivamente per quanto mi riguarda e per come sono fatto io, è un gesto un po' estremo. Posso capirlo però effettivamente, perché è stata veramente un'emozione molto forte, finalmente vedere l'Apu riuscire ad arrivare all'obiettivo dopo anche diversi anni in cui l'hai solo sfiorato, la finale con Napoli, la finale con Verona, soprattutto quella con Verona, perché Napoli era oggettivamente più forte e Pedone ci ha tenuto a ricordarlo più volte anche. Quindi sì, è un gesto che, riassumendo il tutto, ci sta, lo capisco. Se mi chiedi lo faresti? Non credo, ecco, no, non credo. Anche nel momento in cui l'Apu dovesse magari, non lo so, la butto là, vincere un Eurocup. Tu comunque non ti tatueresti? Non credo. Neanche il logo? No. Al di là del... Ecco, il logo già forse, però anche i loghi cambiano, no? Quindi non lo so, è un po'... Ma è un gesto che testimonia però l'amore di questa gente e Infatti è l'orgoglio. assolutamente comprensibile. L'orgoglio di questo popolo, di questa città, per una squadra che si è riportata al piano superiore nella categoria che speriamo gli compete, e che ha portato Udine ancora una volta più in alto, perché adesso abbiamo, come abbiamo detto bene nei giorni passati, Udine è tra le 5 città in tutta Italia, e le altre città sono ben più grandi, con una storia ben diversa, che possono vantare 2 squadre nelle massime categorie di basket e calcio. Quindi è un obiettivo che continuiamo a citare, cioè è un traguardo che continuiamo a citare, perché non è assolutamente cosa da poco, però la stagione non è finita. No, infatti. E la serietà di questa squadra, del coach e del presidente in primis, impone di pensare già al prossimo impegno tutt'altro che scontato, perché è una squadra che invece il finale di stagione se lo giocherà alla grande in queste ultime 2 settimane, che è Pesaro. E a questo riguardo l'assistant coach Pomes ha presentato la gara che attende i ragazzi di coach Vertemati. Coach, una settimana indimenticabile dopo l'aritmetica promozione in Serie A1, un grande successo per tutta la squadra, per tutti voi. Adesso c'è da finire il campionato, ultime 2 gare di regular season, si parte appunto con la trasferta di Pesaro. Sì, è stata una settimana davvero, come hai detto tu, indimenticabile, una settimana bellissima, piena di emozioni, che ci ha portato a essere dove volevamo essere, dove abbiamo lottato e lavorato per essere. Insomma, sicuramente il gran lavoro ci ha premiato anche il gran pubblico che ci ha dato una mano durante la partita, e anche durante il pre-partita si è sentito molto caloroso. E adesso, dopo
dopo qualche giorno di riposo, dopo una grande fatica, siamo tornati ad allenarci, a preparare la prossima partita, le prossime partite che dobbiamo affrontare nel miglior modo possibile. Dobbiamo essere pronti a metterci la canotta e a giocare tutte le partite al meglio. E siamo qui per questo, insomma, affrontiamo una squadra molto talentuosa che ha giocatori di esperienza e di talento. Non sarà una partita facile, ma l'agonismo è all'interno dell'anima dei nostri giocatori, per cui daranno tutto anche durante la prossima partita. Esatto, la speranza è proprio questa, ma non dubito che l'Apu voglia onorare gli ultimi 2 impegni per chiudere ancora meglio una stagione incredibile, una stagione di successi contro una Pesaro che appunto si gioca gran parte del suo futuro da qui alla fine in ottica playoff proprio nelle ultime 2 gare, perché Pesaro ora è a quota 38, quindi a 4 punti di distanza dall'ultima posizione utile per qualificarsi direttamente ai playoff, in questo momento occupata dalla Web Civitale, di cui parleremo tra poco, e poi affronterà Verona, quindi sono 2 partite che Pesaro cercherà di giocare al massimo delle sue potenzialità, guardando anche, dando uno sguardo anche a quelle più in alto, con la speranza appunto di qualificarsi ai playoff. L'Apu ospiterà poi domenica 27 aprile, giorno della grande festa, no? Perché sarà in quel giorno in cui veramente, nonostante la festa che si è vista dentro e fuori dalla Carnera in occasione della gara con Rimini, sarà quella la giornata deputata, no? Al grande festeggiamento per la 1, affronterà appunto Torino, altra squadra che si gioca una buona fetta di stagione nelle ultime settimane, di conseguenza 2 impegni tutt'altro che semplici sulla carta, ma che sicuramente l'Apu vorrà, come abbiamo detto, onorare. Sì, è chiaro che non sarà semplice chiudere in bellezza, perché comunque un conto sono le parole, giustissime quelle dell'assistant coach, e poi un'altra, sai, è la realtà. Giustamente la festa la si fa a stagione finita, perché non bisogna distrarsi e le ultime 2 partite comunque sono importanti per l'equilibrio del campionato, però è altrettanto vero che tu all'obiettivo ormai ci sei arrivato e abbiamo visto dopo il canestro di Kanji contro Rimini che insomma è partito l'urlo liberatorio, e quindi chiaramente ci sarà probabilmente un leggero calo di tensione, che potrebbe anche però portarti a giocare sull'aria dell'entusiasmo, che attenzione, non vuol dire che per forza sia un qualcosa di negativo, e sai, quando ti ritrovi contro Ikic e Xavier Johnson che giocano per divertirsi, potrebbe anche essere un peggio problema ancora, per Pesaro. vero? Diciamo che, ecco, non è mai semplice chiudere al meglio, però quest'anno hai un gruppo talmente forte, è un gruppo talmente lungo, è un gruppo talmente capace di concentrarsi in poco tempo, che non mi aspetto scossoni importanti. Chiaro, magari qualche dettagliuccio in meno potrebbe esserci, perché Come è chiaramente fisiologico che sia. fisiologicamente parlando, tu lo avevi l'obiettivo promozione, addirittura quest'anno neanche, tra virgolette, obbligatoria a livello societario, non ti eri imposto di salire direttamente già quest'anno, ti sei riuscito, e quindi chiaramente appunto ci sarà un leggerissimo magari calo in alcuni aspetti, però dall'altra parte della bilancia magari appunto giocare con la testa ancora più libera ci farà vedere magari qualche giocata di un livello che magari non abbiamo visto fino ad ora, perché magari cercavi di andare un po' più sul sicuro, dovendo vincere la parità a tutti i costi. Chi invece non giocherà in modo spensierato, ma per necessità di classifica, ma giocherà in modo più concentrato che mai, è invece una Web Gesteco Cividale delusa dall'ultima sconfitta casalinga contro Milano, chiamata a reagire dopo quella sconfitta. È una delusione cocente proprio perché è arrivata all'overtime in una gara per lunghi tratti dominata, e una vittoria che probabilmente avrebbe portato, non matematicamente, ma quasi, la Gesteco a giocarsi i playoff direttamente senza dover passare i play-in, che sappiamo che possono essere momento di distrazione mentale e fisica non da poco, e conseguente scontro con una big vera e propria nei playoff. A presentare la gara contro 100 di sabato sera sono stati sia coach Pilastrini che Gabriele Miani. Leggiamo un attimo le parole di coach Pilastrini a riguardo, che dice:
Sabato sarà una partita importantissima per conquistare i playoff e per concludere questa stagione regolare che si è rivelata molto bella, perché questo va detto, una stagione regolare Questo molto bella per sicuramente. una squadra che sicuramente non ambiva ad arrivare così in alto. Sarà quindi una grande occasione, ma anche una partita difficile contro una delle squadre più in forma del campionato. Noi vogliamo dare una soddisfazione al nostro pubblico in un momento in cui tra le nostre mura non siamo stati performanti come avremmo voluto. Quindi questo fattore palagesteco, che è sempre stato uno dei punti di forza della Web Cividale, sta un po' venendo a mancare, perché prima di Milano c'erano sì state 2 vittorie importantissime e anche inaspettate, quelle sui campi di Brindisi e Fortitudo, ma prima ancora, post Coppa Italia, erano arrivate 2 sconfitte con Verona e Torino, che avevano fatto del Palagesteco non più un fortino, ma un campo diventato inviolabile. Sì, diciamo Scusa, che violabile. violabile, sì, sei perso, inevitabilmente non è più inviolabile. Sai, diciamo che sono dei sali e scendi che in questo campionato, come abbiamo un po' sempre detto, stanno avendo un po' tutte, perché è un po' inevitabile anche con questo nuovo format, con tutti questi turni anche infrasettimanali. Sai, o hai un roster molto profondo, come Udine, o secondo me è un po' anche inevitabile soffrire dei cali abbastanza importanti. Motivo in più per cercare di evitare il play-in, perché più Certo. giochi e più arriverai senza energie ai playoff, dove sì, avrai le energie nervose in più, però prima o poi i carichi si faranno sentire. Quindi diciamo che sicuramente, ecco, è un po' un peccato perdere il fattore palagestico, perché comunque sappiamo la marea gialla, l'Unione. Cividale ci ha costruito un po' la sua, usando un termine americano, la sua legacy, no? Sul calore della piazza e sulla potenza che può avere un palazzetto magari non enorme, ma che crea un catino, no? Però non mi preoccuperei troppo, perché ripeto, è un'annata in cui puoi essere una bella realtà quanto vuoi, ma abbiamo visto anche squadre più profonde e più preparate avere dei cali fisiologici. Certo. Ripeto, sarebbe importantissimo, al di là di tutto, evitare i play-in. Quello lo vedrei cruciale per fare dei bei playoff e per riuscire a minimizzare, ecco, da un certo punto di vista, i problemi sulla quantità delle partite, perché secondo me la quantità delle partite è un fattore che molte squadre stanno soffrendo in questa stagione. Alla vigilia della gara contro 100 ha parlato anche Gabriele Miani, da sempre uno dei punti fissi di questa squadra, che dice: dopo la brutta sconfitta di sabato scorso ci siamo allenati forte per tutta la settimana, perché ci servono punti per conquistare direttamente i playoff. Come sempre sarà fondamentale avere il palazzetto pieno, con tutta la marea gialla pronta a supportarci. Siamo pronti a riscattarci dalle ultime sconfitte casalinghe. Arriverà una 100 affamatissima di punti da una parte diversa della classifica, no? Quindi da un punto di vista diverso, perché cercherà punti utili alla salvezza, ed è una 100 che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le grandi, forse la più grande, Sì. perché appunto fino a pochi secondi dalla fine se l'è giocata tra le mura di casa contro l'Apu Udine, e che una settimana più tardi ha superato Nardò, altra squadra che lottava in cerca di punti utili alla salvezza, e l'ha superata annichilendola tra le mura di casa di Nardò, sfiorando quota 100 con quei 99 punti. Quindi è una 100 che forse è una delle peggiori da affrontare in questo periodo, perché come dico sempre io, anche lato calcio, le squadre che puntano alla salvezza, le piccole, a fine campionato fanno paura come le grandi, no? Sì. Beh, chiaramente penso che giocheranno con il coltello fra i denti. Abbiamo visto che quando si gioca con il coltello fra i denti è un campionato dove si crea un po' difficoltà a tutti, però è in generale un'annata dove, sai, non c'è propriamente la squadra che dici la affronto e più o meno so già di aver vinto ancora prima di essere sceso in campo. Noi veniamo da annate dove più o meno quelle 1 o 2 squadre, termine un po' brutto, ma così sono, Materasso c'erano. Quest'anno invece più o meno si giocano sempre tutti tutto, e quando hai qualcosa da giocarti dai un 10%, 20% in più, che spesso può andare a colmare un po' delle lacune. Quindi anche nonostante 100 sia da tutt'altra parte in classifica, dovrai riuscire a dare tutto, e nel finale di stagione bisogna, sai, strizzare un po', riuscire a strizzare le ultime energie per riuscire ad evitare dei ribaltamenti, dei testacoda, dove la coda batte la testa, che potrebbero fare molto male. Certo, e la Web Cividale dovrà guardarsi
anche attorno. Ovviamente la cosa più importante sarà fare il risultato, ma anche guardarsi attorno, perché in termini di classifica, se vediamo un attimo la classifica della Serie 2 a 2 giornate dalla fine, insomma, il settimo posto adesso sta un po' stretto, no? Perché fino a poche settimane fa era là davanti, terzo, quarto, poi è cominciato a scendere fisiologicamente anche dopo la Coppa Italia. Quel settimo posto, che è l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff, adesso va difeso con le unghie e con i denti. Milano è lì, a 2 punti di distanza, dove anche la Fortitudo, 2 squadre che hanno assolutamente voglia di qualificarsi direttamente. Sarà importante far fuori dai giochi Avellino definitivamente, e poi arriverà un Orzi Nuovi, che è una squadra che in questo momento non ha più ambizioni di classifica, perché è sicura quasi matematicamente di non poterne scendere né salire, cioè non doversi giocare i play-out che spaventano e non potersi giocare i play-in. Quindi è una squadra sì forte, con 2 americani molto forti, ma che, come abbiamo detto prima, in un finale di stagione del genere probabilmente abbasserà i giri del motore, e che quindi rispetto a questa gara che aspetta Cividale domani è un'avversaria un po' meno temibile in questo senso. Come sempre sarà il campo a dirci, Ovviamente. solo il campo a dirci, a darci il suo verdetto. Appuntamento quindi domani sera alle ore 20 per Web Gesteco Cividale Sella 100. Davide, prima di chiudere chiedo a te un aggiornamento, perché proprio adesso, mentre noi parliamo qui l'agenda, Esattamente. la selezione Under 19 del Friuli Venezia Giulia si sta giocando una finale non poco importante al torneo delle regioni. Finale del torneo delle regioni, come sappiamo un torneo a livello giovanile tra i più importanti, da dove sono usciti anche giocatori che poi hanno calcato i campi più importanti d'Europa, come la Serie A. Ci sono ragazzi come Lucca che sono passati da questo tipo di torneo, sai, noi... Ora non lo so, ammetto che ho un po' perso di vista quell'orizzonte lì, però per dire, un po' di anni fa andava di moda il Viareggio, no? Si andava a pescare direttamente dal Viareggio, e anche l'Udinese a volte pescava da questi tornei giovanili. Anche il torneo delle regioni è uno di quei tornei che vengono attenzionati dai club per il futuro. Friuli Venezia Giulia Under 19 che è in campo contro il Piemonte per la finalissima, ma non arrivano buone notizie, perché il Piemonte Under 19 è tuttora in vantaggio per 1-0 dopo il gol segnato all'8° minuto da Isufi. Nella ripresa, selezione del Friuli Venezia Giulia, che non è andata troppo distante dal pareggio. Siamo in questo momento più o meno al 55° minuto. Speriamo insomma che la selezione della nostra regione riesca a trovare il punto, oppure quantomeno rimettere in equilibrio il punteggio in una gara che però sicuramente, dove non è facile riuscire ad andare a riprendere, perché il Piemonte comunque ha un'ottima squadra. Carrellata degli appuntamenti del weekend. Prima di chiudere, allora si comincia domani, come abbiamo ricordato poco fa, con Web Gesteco Cividale Sella 100 al Pala Gesteco alle ore 20. Mezz'ora più tardi e tanti chilometri più in giù, l'Apu scenderà in campo alle 20:30 appunto contro Pesaro. Per l'Udinese invece si attenderà Pasquetta alle ore 12:30. Quella gioiosa ora di pranzo della Esatto, Pasquetta. ognuno di noi con un bel pezzo di costa in mano si guarderà l'Udinese. Finita la stagione della pallavolo, per il futsal bisognerà attendere il weekend successivo, perché gara 1 a Bolzano contro il Nebris, le Eagles Futsal la giocheranno appunto sabato 26 aprile. Quindi noi diamo appuntamento a tutti con le nostre live e tutto ciò che seguirà e precederà le partite del weekend. Appuntamento dell'agenda, io penso martedì. Verosimilmente sarà di martedì, almeno non penso che qualche folle vorrà venire per la redazione a Pasquetta. Esatto, quindi ci risentiremo martedì con l'agenda, l'appuntamento che dal lunedì al venerdì, probabilmente Solitamente, postilla, a meno di festività, da lunedì al venerdì. Vi aggiorna per tutte le notizie quotidiane sugli sport maggiori friulani. Quindi Davide, io ti ringrazio. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti, buona Pasqua, buona Pasquetta a tutti quanti. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Ciao a tutti. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Volley Talmason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo
siamo con te.